de pizzu comenceri de fare de musico perché mon padre gioco de musico, sen una famiglia untia de musico, me io me sui tut sun pas me sui pas reconegut dins aquero musico e m'ha calgut anar me prenguet 20 ans per arribar dall'idea che me caglio fare mus propri strumenti e arriva a tal a fare ma musico e de controllare la produzione sonora della fusto jusqu'à l'ampli aqui. La chitarra sitar fu in 2010 che donc partieri di no chitarra che ero allo stal de mon mondo de pei dannados e la trasformeri per ne fare un strumento ibride entre chitarra e lo sitar indiano, un strumento che Ravi Shankar la fa usi degli anni 60 donc era un'idea di tornare a trovare quel suono indiano particolare. È una trasformazione amb donc una chitarra de cordas metallicos amb aquí la partido blanco es 12 de camel, como si necesitar indian, ni a dos. Aquí un placo de VTT, di matriculazione de VTT, de bicicleta de montagna, un placado en vez de la cajou. Aquí un partido de laisos de per el bureu, que me demoraron, donc toute de récupération. Un cugurdu que venió del hostal. L'idea de fare di strumenti de musica è qualcosa che è bello somigliato da un paio d'anni, è a dire cercare a creare dei sons che intendono niente, quindi che possono suscare, che possono somigliare a dei conti, a delle storie, io somiglio a dei sons, a dei musici. È un progetto donc, che non è ancora acabato, fa un anno che hai cominciato, ma non è ancora acabato, è un'idea di fare un strumento dove tutta la recuperazione, o gairebbe tutta, è a dire a me un partito di teleto e un pezzo di frase che demoro di un strumento precedente, un tocco di bene che hai recuperato e di fare un strumento che può appellare in francese le toilette o in occitan le telaut. Ce que tenho aqui entre as mãos é laut électrique, que é uma combinação entre dois instrumentos. Un instrumento donc oriental, le oud, qui est donc un instrument acoustique qui a une fun complètement redonde, et l'autre ici qui est un instrument indien qui est inseré de tornatrua, qui s'appelle le sarod, l'instrument indien. C'est un instrument électrique qui s'entend pas quand es pas brancat, non cal brancar. Donc ce que dai sono des possibilités infinies perché quand es brancat podem utilizzare toute une fune de sons différents. Donc l'idea era de poder jugar su un instrument a la vez al cop un laut oriental e un laut indian che se gioca amb las unglos de la mà esquerra che va lisa sulle corde. Un son particolarmente cristallino perché hi ha un tocco a chi es de veire, e donc va donar aquel son che è un son così dire come una specie di cristallo, il pas de lo sol è pas stufato per la pelle della mano. Oh, per spiegare la musica, tutto semplicemente un son, pensi che avevo 11 anni o 12 anni, arrivato allo stallo un CD di Gérard Zucchetto e donc intendere che erano musiche, donc era una musica che comprendevo i pas, che conoscevo i pas, che revertavo pas della musica di l'occitano che ascoltavo nello stallo, ma comprendevo mussi l'occitano medievale. E donc d'anni più tardi, mi piace cominciare a cercare d'on venivano quelle influenze che avevo della musica medievale occitana che riconoscevo i pas io al secolo XX, alla fine del secolo XX. In cada musica che fai, tutto sono in bronzino, è lo ligam, mi sembra, entre la buego, la musica orientale, la musica indiana, e aquello bronzino che dona meno di sol armonique e un colore a ciò che vuoi giocare. Donc c'est plus important encore. Aqui la bronzino. E si no pedalo,
Aqui l'ut cita. Donc quand pensan che nut cita per dire ut cita, beh dicen ut cita, amb un cambiament de consonanto fasio ud cita. Alors, mi sono dit aqui un'idea che cal susca, l'ud cita, donc ud cita. Donc è un progetto che fageria in 2018 per un'associazione di Carcassonne che si chiama Onze Bouge, che lavora sul progetto Arabok, c'est-à-dire le riscontro entre culturas arabos e culturas occitanos, e l'idea era di fare un simbolo più forte, un simbolo poetique del riscontro entre aquelles due culture. E donc commencer a pensare a un instrument che seria un instrument amb un simbolico forte, donc l'oud, che è l'instrumento arabo, l'oud oriental, e la cruz occitano. Donc fare una mescla, un instrumento elettrico, che sia la mescla entre los dos mundos, aquí l'idea. Donc es de fraise de ben e de cordos de nylon, aquí. Es un instrument que es electric, per conto, que sono pas que local branca. Aquí un ulusi que nous arrive de Chine, que es un instrument de la culture Dai. Ulusi significa la cugurdo, ulu es la cugurdo e si es la sedo. Es un instrument que ha una forma de cugurdo e que ha un su de sedo. Vou jugar per explicar. L'idea della bronzina è che tutto sono affiurat un son che sia polifonic, che sia gairebé ritmic, che accompagna armonicament e che hi ha d'autres musicos ritmicament la melodia. E donc è ciò che m'ha affiurat e che sono cercato, donc che hi ha donc a me la bodega, che hi ha della musica indiana e della musica orientale, tutte queste musicos che sono dei musicos modalos che funzionano amb dei modes che si appellano un makam per la musica orientale, raga per la musica indiana, e tutti quei modi sono melodici e ritmici, e come mi ha interessato. Sono pas brica specialista perché lo conosco sia tal per lo ascoltare, ma è che qui l'idea che mi interessa forse. Donc qui abbiamo un buito verde che permette qui di modelizzare lo suono, c'est-à-dire di causare la caisse de résonance, c'est un instrument acoustique, ou le micro, c'est électrique, donc permette déjà de tagliare lo suono. Après, il y a qui un pedalo che permette di fare des suoni all'ottavo, donc di fare per esempio un ligno di basso. Aquí un pedalo che suona come un organo di glaiso, donc è qui con de procurus di fare suonare un strumento di cordos come un organo di glaiso. Un pedalo che permette di creare una specie di bronzino di fun sonoro armonizzato che mi servisce più sovente della ambienza zen. La bronzino, che si dice in inglese the freeze pedal, che permette di congelare una nota o un gruppo di note, donc avere un bronzino armonico o polifonico. Uno buono distorsivo che permette di fare del rock, un filtro che permette di avere un suono proprio in tutte le circostanze e di armonizzare per le flautos che permettono di avere delle note armonizzate in un flautos. Un dei flautos. E aquel pedalo che permette di creare una specie di motivo ritmico e armonico adattato a ciò che gioca l'istrumentista. Aquí donc tutto ciò che permette di fare aquellos pedalos.